Ha colpito la presenza del procuratore della Repubblica di Catania al nostro incontro. Io personalmente ho girato molti istituti di pena, mi occupo di carcere da oltre 20 anni ed è la prima volta che un procuratore della Repubblica è presente a una riunione del genere e soprattutto ho notato un interessamento rispetto all'istituto di pena, cosa che devo rilevare e che mi ha fatto molto piacere, perché se i magistrati fossero più vicini a questi problemi credo che l'opinione pubblica si occuperebbe anche di più dei problemi del carcere. La situazione critica, ovviamente non solo per il carcere, la situazione critica che può vivere il nostro Paese in qualunque settore è certamente dovuta alla politica, no? Noi perché cerchiamo di stimolare l'opinione pubblica a interessarsi ai problemi del carcere? Perché finché l'opinione pubblica si disinteressa, la politica è ferma, perché non vede un rapporto con l'elettorato, no? Che possa giovare alla politica. La situazione siciliana è sicuramente problematica, però se lei pensa che ci sta una legge che da quasi 2 anni per la nomina del garante nazionale dei detenuti che non viene fatta, quindi rientra in questa anormalità della politica italiana, dove dei posti di potere fra virgolette, no? Perché comunque il garante della regione Sicilia gestisce molti soldi e dove ci sono i soldi e c'è il potere ovviamente non è facile nominare. Esatto.